Martedì 4 novembre, San Carlo Borromeo. È il 308° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 57 al termine. Il sole sorge alle 6:54 e tramonta alle 16:54. La luna si leva alle 15:59 e tramonta alle 5:18. Muore nel suo castello, a Bergamo, Bartolomeo Colleoni, uno dei più grandi condottieri di tutti i tempi. Nato a Solza, educato alle armi della gatta melata, combatté lungamente al servizio della Repubblica Veneta, che lo colmò di ricchezze e di onori. Morendo lasciò a Venezia un legato di 100.000 zecchini, a patto che gli fosse eretto un monumento in piazza San Marco. Il Senato, per non turbare l'armoniosa prospettiva della piazza e d'altro canto non volendo perdere l'ingente somma, risolse la questione con fine astuzia, erigendogli un monumento equestre nella piazza della scuola di San Marco, cioè in campo di Santi Giovanni e Paolo. Le previsioni per domani: non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno poco nuvoloso, di notte nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura, in dissolvimento di mattina. Temperature in calo sulla pianura e in aumento sui monti.